Bisogna immunizzare i dodicenni per interrompere i contagi. Mamma e papà, potete stare tranquilli. Queste sono le parole del presidente dell'Agenzia del Farmaco, è l'ente più alto in Italia che dice se un farmaco può andare bene o no. Si tratta di Giorgio Palù, legato al Veneto, ora arrivato a questa carica nazionale. Bene, Giorgio Palù, intervistato dal Gazzettino, dice che non è un problema la vaccinazione eterologa, cioè il fatto di fare una dose, la prima dose con un tipo di vaccino, AstraZeneca si parla di questo, e la seconda con un altro tipo di vaccino, così come non è un problema somministrare il vaccino ai più giovani. Vaccinarsi, ha detto il presidente di AIFA, non è solo un diritto per la nostra salute, ma un dovere per la comunità, e quindi in un momento di bassa prevalenza in cui iniziano a circolare delle varianti, sappiamo che la vaccinazione, soprattutto con mRNA, Moderna o Pfizer, è efficace, quindi la vaccinazione anche dei 12-15 anni è importante per interrompere la catena del contagio e bloccare le varianti. Allora, oggi cominciamo così questa rassegna stampa di Radio Piave in Blu, oggi che è mercoledì 16 giugno, con Luigi Guglielmi che vi conduce tra i titoli principali che riguardano la provincia di Belluno, ma ci sono notizie di carattere regionale o nazionale, come questa che vi ho detto, questo parere del presidente dell'AIFA Giorgio Palù, che ci riguarda tutti, no? Sul Gazzettino andiamo a vedere anche, vi vado a prendere la prima pagina del Gazzettino di oggi, c'è comunque questa notizia importante che vi do: vaccinato un veneto su due. Ecco, questo è il report della regione, la prima dose al 48%, al 22% anche la seconda, cioè 48% di veneti ha ricevuto almeno una dose, il 22% anche la seconda. Ieri nessun morto. Recovery Fund, presentato il pensatoio veneto, Zaia nomina 11 super esperti. Vedrete questa notizia in prima pagina anche sul Corriere delle Alpi, lo vediamo dopo. Bene, tornando alle dichiarazioni di Palù, capite qual è la situazione? Insomma, abbiamo ormai una larga fetta di popolazione veneta vaccinata, proprio mentre, l'abbiamo detto ieri, sappiamo che la variante indiana, accennava a questo Palù, c'è il rischio che si diffonda e diventi prevalente col tempo anche in Italia. Questo preoccupa perché si tratta di una variante più aggressiva. Sappiamo che le varianti migliorano sempre in qualche modo il virus dal suo punto di vista, cioè lo rendono sempre più resistente rispetto alla possibilità di essere soppresso, no? E quindi il virus cerca sempre di migliorarsi, e per noi questo è un guaio. Ecco, abbiamo detto già ieri che la vaccinazione con tutte e due le dosi mette al riparo anche rispetto alla variante indiana, con una percentuale molto elevata di sicurezza. Per questo si sta insistendo per andare veloci a vaccinare. E perché Johnson in Inghilterra ha protratto le misure di cautela per un altro mese? Perché intanto vuol vaccinare a tutto spiano. Questo è lo scopo, insomma, questa è la strategia che dobbiamo tenere presente. Ma volevo tornare all'articolo di prima per leggervi anche il resto della dichiarazione di Palù, perché ci interessa, perché il giornalista chiede perché invece la Germania non vaccina i più giovani, dopo che Palù ha detto appunto che bisogna vaccinare anche i 12-15 anni. In Germania, risponde Palù, la commissione permanente di vaccinazione ha deciso pro tempore vuol dire per adesso, per essere chiari, ha deciso pro tempore di raccomandare la vaccinazione solo per alcune specifiche categorie di malati gravi o di soggetti a rischio. Quindi non per tutti i giovani, ma per quelli che se si ammalassero rischierebbero di più: l'obeso, l'asmatico, l'oncologico, queste persone insomma che hanno più possibilità di rischiare una forma grave della malattia. Questo perché, dice Palù, hanno ritenuto che i dati forniti dalla FDA americana
raccolti su un numero ridotto di adolescenti fossero sì sufficienti a garantirne l'efficacia, che è del 100%. Abbiamo visto che sui giovani il vaccino ha una potenza ancora maggiore rispetto agli adulti, ma non ancora per valutarne appieno la sicurezza, cioè potremmo avere qualche sorpresa, magari chi lo sa, come è stato per AstraZeneca. Questo vuol dire Palù. In realtà io avevo letto ragionamenti sulla strategia della Germania. Loro dicono: mettiamo al riparo intanto i ragazzi più giovani e continuiamo soprattutto i ragazzi i ragazzi che hanno possibilità di ammalarsi in modo grave, quindi quelli più vulnerabili tra i più giovani, e teniamo i vaccini e continuiamo a vaccinare a tutto spiano invece quelli che rischiano di più, cioè le persone più in là con gli anni, insomma. Il caos AstraZeneca comporterà però un ritardo nella campagna di profilassi. Abbiamo 930.000 soggetti vaccinati con una prima dose di AstraZeneca sotto i 60 anni, dice Palù. 930.000. A ciò si aggiungono gli oltre 2 milioni di giovani tra i 12 e i 15 anni che inizialmente non erano inclusi nella campagna. Bisognerebbe avere tra i 3 e i 4 milioni di dosi in più. Vedete che c'è un problema anche di dosi. Un ricalcolo, visti i numeri, sarà inevitabile, ci sarà quindi certamente un ritardo rispetto a quanto annunciato dal generale Figliuolo. Al ritmo di 600-650 mila vaccinazioni al giorno si raggiungerà il target vaccinale del 60% della popolazione vaccinata a settembre. Ecco, io vorrei che fossero chiari questi passaggi, no? Abbiamo detto che nel Veneto 1 su 2 ha ricevuto almeno una dose, ma non basta. Per proteggerci dalle varianti, specialmente da questa indiana che sta arrivando, bisogna aver fatto anche la seconda dose, e con quella siamo solo al 22%. Capite che non è che i vaccini siano lì già pronti, siano già arrivati tutti, e non è facile somministrarli tutti in un colpo, per cui con prudenza Palù dice: raggiungiamo il 60% della popolazione italiana solo a settembre. Capite perché si sta cercando di correre il più possibile? Perché i tempi stringono e comunque i ritardi sembrano già preventivabili, no? Questo è oggettivamente un problema. Ancora tre punti che all'inizio dell'intervista vengono messi in luce, ci interessano. Primo, la vaccinazione eterologa, cioè 2 sieri diversi tra la prima e la seconda dose, AstraZeneca la prima, Pfizer la seconda, è sicura. Secondo, il caos AstraZeneca comporterà ritardi nella campagna di profilassi, come abbiamo detto, prima di settembre non si finirà. Terzo, le mamme e i papà possono stare tranquilli, fanno bene a vaccinare i figli dai 12 anni in su. Ecco, questi i 3 messaggi che anche noi da qui raccogliamo e trasmettiamo a voi che sono sul Gazzettino di oggi. Torniamo alla prima pagina, appunto. Allora, ancora sul Covid vi leggo, riferito al vaccinato 1 su 2, il lancio, poi andiamo a vedere le altre notizie. Per il 4º giorno consecutivo nessuna vittima del Covid in Veneto. Il numero dei decessi per Covid-19 nella regione resta dunque fermo a 11.600. Pensate, 11.600 morti abbiamo avuto nel Veneto. Ricordiamoci queste cifre: 11.600 morti, e 600 sono in provincia di Belluno, nella piccola provincia di Belluno, per cui quando diciamo bisogna stare attenti, bisogna fare tutti gli sforzi, non dimentichiamoci mai per cosa siamo passati. Mentre continua ad aumentare il numero dei vaccinati, quasi la metà dei veneti, il 48,2%, ha avuto la prima dose, mentre le persone che hanno completato il ciclo sono 1.066.269, cioè hanno fatto tutte e due le vaccinazioni. I veneti sono quasi 5 milioni, 1 milione ha ricevuto tutte e due le dosi, quindi è il 22%. Intanto ieri il presidente Zaia ha presentato il comitato di 11 esperti, chiamiamolo pure pensatoio, ha detto, che dovrà delineare le nuove linee guida di sviluppo del Veneto, soprattutto in vista dei miliardi del Recovery Fund. Allora, anche qui vedete, servirebbe una riflessione. Zaia ha messo insieme questi 11 esperti, questo pensatoio. Qualcuno dirà, sì, sempre i soliti, gli esperti. Abbiamo passato una fase in cui in Italia la parola esperto sembrava quasi una parolaccia, no? Ed è sbagliato, perché bisogna avere la forza anche di ragionare sul futuro, di programmarlo, di cercare di capire il presente, di vedere dove si può andare, e non lo può fare di solito l'uomo della strada, non lo posso fare io. Serve qualcuno che queste robe le studia, mettendo insieme le teste. In questo senso bisogna dire che è importante, ci fa gioco, diciamo così, il fatto
fatto di vivere in una grande regione come il Veneto, che può anche permettersi questo tipo di azioni strategiche che non a tutti sì, che non sarebbero concesse in una situazione di regione piccola o difficile. Questo è, insomma. Le misure, stato di emergenza verso la proroga, non è ancora finita. Da giorni tra i ministri si parla di mettere fine allo stato di emergenza che scadrà il 31 luglio, ma fonti autorevoli vicine a Draghi danno per certa la proroga dello stato di emergenza, probabilmente fino alla fine dell'anno. Anche qui non dobbiamo più stupirci di queste cose, ve l'ho già detto, tanto più lo vediamo da giorni, con l'arrivo della variante indiana o variante delta già sequenziata, già trovata a Milano, è già qui e noi facciamo pochi sequenziamenti e ci viene anche rimproverato anche dall'Europa questo. Noi non sappiamo quanta variante indiana abbiamo perché facciamo poche analisi in proporzione rispetto al resto d'Europa sul tipo di virus che riguarda i contagi. Con questa prospettiva, come sta facendo Johnson, è logico che bisogna cercare di non mollare del tutto le redini, tenere la prudenza, essere ancora prudenti perché c'è la prospettiva insomma di rovinare tutti gli sforzi compiuti se non arriviamo prima col vaccino, quindi correre con i vaccini e intanto cercare di essere prudenti. Siete mai stati a Jesolo? Sapete benissimo che il problema delle strade bellunesi intasate di traffico durante il fine settimana non è solo bellunese. Le coste del Veneto d'estate le strade che portano alle coste sono invivibili. Bene, il Veneto si sta dotando di un'infrastruttura, la via del mare, gratis per i residenti, la via del mare 2,40 per gli altri. Attenzione però i residenti degli 8 comuni che saranno attraversati dalla strada. Ecco, è solo per darvi uno spunto su come i problemi che viviamo noi qui con l'Alemagna, soprattutto con l'asse dell'Alemagna, insomma li vive anche altra parte del Veneto perché abbiamo delle località turistiche che richiamano tantissima gente. Se vi interessano le mosse del centrodestra, c'è una fotografia in cui si vede il sindaco di Venezia Brugnaro di fianco a Berlusconi, è una foto di repertorio. Brugnaro come Toti vengono da Forza Italia, però poi hanno lasciato Forza Italia. A Berlusconi questa cosa non è andata mica tanto giù. Partito unico, Berlusconi sì a Fratelli d'Italia, no a Brugnaro. Berlusconi accelera sul partito unico e in altri titoli si dice che si dimostra pronto a liquidare l'esperienza di Forza Italia. Forza Italia potrebbe presto finire. Per finire dentro una realtà più grande che secondo Berlusconi potrebbe comprendere e allargarsi ovviamente alla Lega, sicuramente a Fratelli d'Italia, ma non a Brugnaro. Nell'appello esclude Coraggio Italia di Brugnaro e Toti. Toti che aveva avuto un ruolo fondamentale in Forza Italia, per dire come poi cambiano, no? Le appartenenze e gli orientamenti. Giallo a Venezia, turista cade dal Bauer e muore, cade dall'hotel e su questo si indaga, insomma. La corte indiana chiude il caso dei due Marò, è stato accettato il rimborso di un sacco di soldi, 1,1 miliardi, non mi ricordo più, tantissimi soldi insomma che l'Italia deve dare all'India come rimborso per quella faccenda terribile di qualche anno fa. Allora, andando avanti col Gazzettino Nazionale, troviamo poi la foto grande degli 11 esperti che Zaia vuole al proprio fianco per studiare e rilanciare il Veneto dopo tutto quello che è successo. E possiamo anche leggerli, non sono troppi nomi, quindi li vediamo, li leggo velocemente senza neanche dire le qualifiche. David Bolzonella, Paolo Villoresi, Elisa Barbieri, Stefano De Bei. Dunque, fatemi aprire meglio il giornale. Vito Di Noto, Francesca Gambarotto, Andrea Giovanardi, Paolo Gubitta, Alessandro Sperduti, Dario Stevanato e lo stesso Giorgio Palù che abbiamo citato prima come esperto di farmaci, presidente, come vi dicevo prima, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, e a capo del gruppo di esperti Zaia ha nominato il fisico Paolo Villoresi, noi come Galileo per il Doge. Vabbè, insomma, vedremo cosa salta fuori. Vaccinato un Veneto su 2, quarto giorno senza vittime, parliamo del Veneto, è un'ottima notizia. Stato di emergenza verso la proroga non è ancora finita, abbiamo detto perché, ci sono delle ragioni molto serie, anche se i dati sono molto buoni. Ieri abbiamo pubblicato il grafico sull'andamento in provincia, l'avete visto su www.amicodelpopolo.it. Bene, noi siamo da 4 giorni a livello di incidenza 7.
7 vuol dire pochissimo, quindi vuol dire che il virus sta contagiando pochissimo in provincia di Belluno. Vi ricordo che a gennaio di quest'anno, quindi 6 mesi fa, eravamo a incidenza 700 in provincia di Belluno, 700, e adesso siamo a 7. Questi numeri ve li dico non per essere pedante sui numeri, ma per darvi l'idea di quanto siamo riusciti a migliorare. Ci aiuta l'estate, sicuramente ci aiutano tantissimo i vaccini, questi sono i dati. Però appunto la variante indiana preoccupa, e il senso è: cerchiamo di tenere duro vaccinando a tutto spiano, perché poi riusciremo a garantirci un settembre tranquillo, se no ci ritroviamo come l'anno scorso. Berlusconi, dicevamo, liquida Forza Italia. Subito il partito unico, cioè se fosse per Berlusconi, Forza Italia può chiudere subito per passare al partito unico, ma no a Brugnaro e Toti. Questo dicevamo per i movimenti a livello nazionale. La via del mare di cui dicevamo in prima è a pagina 9, c'è anche la cartina, si stacca dall'A4 più o meno all'altezza di Monastier, sostanzialmente ricalca la Treviso Mare, insomma in certa misura, e poi arriva a Jesolo, passando di fianco a Caposile. Cito questi nomi perché tantissimi veneti li conoscono, perché è il mare più vicino a noi sostanzialmente. Ecco. Andiamo avanti e raggiungiamo la pagina prima del Gazzettino di Belluno, poi vediamo anche il Corriere delle Alpi, che parlerà, vedrete, apre con le case di riposo, con la riapertura delle case di riposo alle visite. Belluno, cantieri, altre settimane d'inferno. 11 opere sull'Alemagna, il record è a Longarone. Pensare che molte di queste cose qui dovevano essere finite per i mondiali, che sono già finiti all'inizio di quest'anno. No? Ecco, per dire come sono i tempi anche delle realizzazioni in Italia e come la gente a un certo punto si stufi, anche molto è dovuto alla burocrazia, però insomma non siamo velocissimi, diciamoci. 11 opere sull'Alemagna, il record da Longarone, 7 in 3 chilometri, ma finiremo prima dell'esodo, dice il virgolettato. Sulle provinciali una quarantina di interventi, chiusa di notte la galleria Comelico, interruzioni in autostrada. Allora, la fotografia centrale della pagina grande ritrae l'Alemagna nei pressi di Cortina, evidentemente, dato che riconosciamo benissimo il profilo delle tofane, la tofana di Rozes e le altre, e in primo piano ha uno dei pali della Smart Road, questi pali che ci interrogano se ancora non sappiamo cosa è stato realizzato. No? La Smart Road rilancia le imprese, è il titolo. I dati sulla viabilità raccolti ed elaborati dalle centrali di controllo di Cortina per la Smart Road ANAS, nella foto uno dei pali lungo l'Alemagna, a Cortina appunto, confluiranno nel primo Living Lab del Veneto lanciato da Confindustria Belluno Dolomiti, e il testo è poi scritto a pagina 3 da De Donà e Di Bona e porta 2 firme. Altri titoli su questa prima pagina, appunto, vi leggo il lancio dei cantieri, no? Restando sul tema strade e infrastrutture. I mondiali di Cortina 2021 sono finiti, ma anche quella che sta per iniziare sarà un'altra estate di cantieri sulle strade bellunesi. Se ne contano 11 solo sulla statale 51 di Alemagna, 7 concentrati a Longarone, dove passano in media 10.000 veicoli al giorno. Ma non è finita. A questi cantieri si sommano la chiusura notturna della galleria Comelico sulla 52 Carnica e un'ulteriore quarantina di punti con lavori di Veneto Strade sulle strade provinciali, senza dimenticare l'autostrada A27, dove i cantieri non mancheranno. Nei prossimi giorni ci sarà un vertice in prefettura sul tema della viabilità estiva. Ora io dico, disagi, chiaramente, molti disagi, però ricordiamoci che abbiamo attraversato periodi in cui non si faceva niente sulle strade nostre bellunesi, pur essendoci bisogno. Quindi stiamo recuperando molto del tempo perduto, e questo significa disagi. Meglio sopportare un po' di disagi e poi avere delle strade che funzionano piuttosto che no, così la penso io. Il punto nero: valle, i camion si incastrano e asfalto a pezzi. Il traffico pesante è aumentato, con le conseguenze che chi vive sull'Alemagna o ci lavora ogni giorno, ci viaggia ogni giorno per lavoro, il punto nero, incontra il punto nero tra Valle e Venas con i soliti tir incastrati, ma su tutta la statale si aggiunge il problema dell'asfalto a pezzi. Servirà pazienza, questa storia del tir verrà risolta quando ci sarà il tunnel di valle, di cui devono ancora iniziare i cantieri, altro che Olimpiadi altro che mondiali. Forse si arriverà per le Olimpiadi, questo è il problema di questi ritardi tremendi.
Ospedali vuoti, nessun paziente malato di Covid. Chiusi i reparti di Belluno e di Feltre, vaccinato il 99,1% dei grandi anziani. Gli ospedali della provincia sono Covid free, stiamo leggendo dalla prima del Gazzettino, letteralmente liberi dal virus. Da ieri non c'è un solo paziente positivo nelle strutture sanitarie bellunesi, comprese quelle di comunità. I reparti Covid sono stati chiusi. Per precauzione rimangono disponibili alcuni posti letto, ma la notizia positiva arriva in un momento cruciale per tutti, con una stagione estiva alle porte. È un ulteriore passo dovuto anche al buon numero dei vaccinati. Con i grandi anziani dicevamo il 99,1. Firma l'articolo Davide Piol. Ciao Davide. Il bilancio ULSS, 16 milioni spesi per la pandemia, meno 3,5 di ticket. L'emergenza virus ha notevolmente influito sulle casse ULSS, i minori ticket hanno tolto 3,5 milioni di euro, 16 milioni i costi per la pandemia. Pensate cosa ci è costata questa pandemia, perché alla fine chi li paga? Paghiamo noi, quindi con i nostri, anche con gli sbagli che abbiamo commesso per averla presa troppo alla leggera, abbiamo contribuito a rendere più grave il bilancio dei morti, ma anche il bilancio dell'economia in generale e anche dell'ULSS. ACC, l'allarme della CISL, troppo tardi per la vendita. ACC, la FIM CISL spiega le criticità della situazione. Mauro Zulian delle RSU FIM CISL e Alessio Lovisotto, segretario generale FIM Belluno Treviso, sottolineano che l'invito alla gara di vendita per Wambao ACC uscito lunedì è un atto dovuto del commissario straordinario Maurizio Castro, ma mette in rilievo alcuni problemi. La prima criticità è il tempo, perché la gara evidenzierà interessi vincolanti agli inizi di settembre. Solo in quella data sapremo chi sarà interessato allo stabilimento, fanno notare Zuliano e Lovisotto. Per mantenere intatto il valore dell'azienda bisogna preservare fino a quella data gli asset principali, e la domanda sottintesa è: e come si fa? E chi paga? E chi tira fuori i soldi per gli stipendi, per i materiali, eccetera? San Pietro di Cadore, crollano i due pilastri all'ingresso, chiuso l'accesso principale al cimitero. A firma di Yvonne Toscani. Ciao Yvonne, questa notizia. Le altre due sulla prima, poi andiamo a vedere il Corriere delle Alpi, sono Belluno, INPS, cambio al vertice, una realtà robusta, arriva da Roma e ha un curriculum di tutto rispetto nella gestione di agenzie complesse. Si chiama Angelo Franchitti ed è il nuovo direttore della sede provinciale dell'INPS. A Belluno il suo predecessore Marco De Sabbata, non so mai l'accento se è Sabbata, ammette di lasciare una realtà forte e robusta. C'è la spinosa questione legata alla carenza di personale, ma dal punto di vista della produttività non ci sono uguali nonostante la pandemia. Sempre Davide Piolla a firmare. Belluno in palestra da 36 anni, ora chiudo lo Sporting. È notiziona per chi ama questo genere di attività. La palestra Sporting in odore di chiusura in via Feltre a Belluno, una palestra importante per Belluno. Lo annuncia Mario Gaspari, che dal 1985 gestisce, con soci che si sono avvicendati negli anni, lo storico impianto di via Feltre 246. Un velo di malinconia passa nel fondo degli occhi dell'ex docente di educazione fisica al liceo Tiziano, è stato il mio insegnante, ciao Mario Gaspari, già sugli scudi per i suoi risultati nel salto con l'asta anche da atleta senior. Salto con l'asta e bob, era un campione in attività agonistica praticata e dopo è stato un imprenditore con la palestra Sporting, quindi lo salutiamo molto volentieri anche da qui. Ciao Mario Gaspari. Cerco un successore, altrimenti chiudo. Quindi insomma, chi è intenzionato a farsi avanti sappia che Mario Gaspari è disposto e contento a fare dei ragionamenti sulla palestra Sporting. In prima del Corriere delle Alpi l'apertura grande con un titolo che riguarda il comune di Belluno. Multe e tasse non pagate, mancano 5 milioni. I problemi di riscossione pesano sui conti del comune. L'anno scorso 300.000 euro di verbali in più. Allora, fotona grande che riguarda appunto gli anziani in casa di riposo. Commuove, no? Anche vedere questa fotografia. Riguarda due fratelli, Giorgina e Antonio Forgiarini, e la foto è stata scattata ieri nella casa di riposo di Longarone. Il titolo è questo: che gioia, rivedersi, dopo 15 mesi tornano le visite nelle case di riposo. Altri titoli, siamo nel punto più basso della pagina, il taglio basso, cambia il meteo, gli ungulati spinti verso le vette, si alzano le temperature.
e con loro anche le quote altimetriche degli stambecchi in marmolada. È la ricerca condotta dal 2010 al 2017 dal Dipartimento Daphne dell'Università di Padova e dalla Fondazione Edmund Mach su 24 femmine di stambecco in età riproduttiva. San Tommaso che firma, ciao Gianni, Agordino, Agordo Taibon, ponte minato dai rincari, attesa infinita per i ciclisti, le spalle sono pronte, il problema ora è il lievitare del prezzo del legno che farà raddoppiare i costi. Si parla del ponte che collega di fatto le due sponde del Cordevole e quindi Taibon e Agordo. Belluno, i due territori comunali. Belluno, energia pulita per le case Ater, caccia ai bandi. Con lo UAV l'azienda ha firmato un protocollo con l'Ateneo veneziano via alla ricerca e alla richiesta di bandi europei che promuovono la riqualificazione, e nella fotografia il volto della presidente. Belluno, il Covid affonda i conti dell'ULSS 1, bilancio in rosso per 4,7 milioni, avevamo visto anche sul Gazzettino. Il post pandemia, il Veneto affida la ripartenza a un comitato di 11 scienziati, Luca Zaia lancia un comitato tecnico strategico di Veneto Sviluppo, un advisory board composto da 11 scienziati universitari di più discipline, chiamato a ridefinire la rotta dell'economia veneta con le sue 600.000 partite IVA, questo siamo noi Veneto, 600.000 partite IVA e 170 miliardi di PIL nella faticosa ripartenza post-Covid, cioè la politica cerca di capire dove e come può andare l'economia e dove e come questa vada sostenuta e aiutata. Bene, siamo arrivati praticamente alla nostra solita mezz'ora. Io vi ringrazio per averci seguito. Domani non sarò io a condurre la rassegna stampa di Radio Piave in Blu, come al solito affidata a noi giornalisti dell'Amico del Popolo. Come al solito grazie per i vostri like, per i saluti che ci mettete ogni giorno. Mi riferisco soprattutto alle persone più costanti, ma accettiamo volentieri nuovi saluti e così scambiamo anche due parole, e grazie soprattutto se ci condividete. Poi l'appello è il solito, seguiteci durante la giornata, www.amicodelpopolo.it, ma anche comprate questi nostri giornali. Oggi è mercoledì, verso l'ora di pranzo è già sfogliabile l'Amico del Popolo in edizione digitale sul web, come oggi ho sfogliato il Corriere delle Alpi e il Gazzettino. Se siete abbonati al cartaceo, che costa 55 euro all'anno e vi arriva tutte le settimane e vi fa compagnia tutte le settimane, avete diritto anche all'abbonamento digitale. Basta che scriviate a segreteria@amicodelpopolo.it. Quindi state con noi, approfittate anche di questa opportunità che anche come Amico del Popolo vi offriamo. Grazie a tutti, ciao, buona giornata.